Fiabe per bambini. Audiostorie dai 0 anni in su. C'era una volta. No, mi sa proprio che c'è anche adesso. Va bene. C'è anche adesso un individuo molto, ma molto antipatico e dispettoso. In realtà sembrava un individuo molto affettuoso, oltre che dispettoso, sì, perché al nostro individuo piaceva un po' troppo attaccarsi alle persone. Purtroppo, però, questo suo affetto non comportava nulla di buono. Infatti, tutti quanti non facevano che starnutire, avere tanta, ma proprio tanta febbre. Tuttavia, nessuno aveva mai incontrato quest'individuo prima d'ora. Chissà come si chiamava e che cosa voleva dalla gente e perché era così tanto dispettoso. Dopo qualche tempo si pensò che forse era meglio dargli un nome e cercare delle cure contro di lui, che continuava a fare tanti dispetti alle persone. Così si decise di chiamarlo Coronavirus. Accidenti, quant'era dispettoso eppure egocentrico. Voleva sempre stare al centro dell'attenzione, tanto che si cominciò a non parlare che di lui. Ogni volta che qualcuno lo incontrava, finiva per passare le giornate a letto, con la febbre, il raffreddore e pure la tosse. Insomma, era proprio cattivo. Ma il coronavirus non era così imbattibile come si pensava. Anche lui aveva dei punti deboli. Così la gente iniziò a trovare alcune soluzioni per affrontarlo. La prima cosa che si fece fu quella di indossare una cosa un po' buffa che solo i dottori avevano usato prima di allora, ovvero la mascherina. Già, perché se il nasino e la bocca restano coperti, allora sì che siamo noi a fare un bel dispetto a lui. Così, quando bussa il nasino, che è la porta del nostro bel faccino, nessuno gli apre e quello, se ne va. E c'è anche un'altra bella cosa che il coronavirus non sopporta, e cioè le manine belle pulite. E così tutti iniziarono a lavarsi bene le mani con tanto sapone che, diciamola tutta, al coronavirus sta proprio antipatico. Poi, un bel giorno, mentre tutti continuavano a lavarsi bene le mani, arrivò una bella fata. Insomma, una fata un po' strana. E sapete come si faceva chiamare? Fata Igienina. Tutti si chiesero cosa ci facesse lì con loro una fata così strana e con quel nome così buffo, Igienina. «Io vi posso aiutare», disse la fata Igienina. «Se mi spruzzate un po' nelle vostre manine, il coronavirus scappa subito via». E così, grazie alla fata Igienina, il coronavirus cominciò a sentirsi più solo. Ma non era ancora andato via. Ci teneva proprio tanto a fare tutti quei brutti dispetti. «E ora che si fa?» diceva la gente preoccupata. Non era tutto perduto, però. La fata Igienina provò a dare a tutti qualche altro consiglio. «Non disperate, molto presto verrà a salvarci Mastro Vaccino. Ma purtroppo Mastro Vaccino è ancora in viaggio perché viene da molto lontano e ha bisogno di un po' di tempo per arrivare qui a proteggerci da questo prepotente di coronavirus». «E allora siamo spacciati!» piangevano tutti quanti. «No, non siamo spacciati», disse la fata Igienina. «Noi siamo molto più forti, anche se non sembra. E allora continuiamo a indossare la mascherina, a lavarci le manine e soprattutto a non stare troppo vicini l'un l'altro. Vedrete che così quel brutto mascalzone sarà sempre più lontano e quando arriverà Mastro Vaccino sarà tanto contento di vedere che tutti abbiamo collaborato a mettere fine a questa brutta
brutta storia una volta per tutte. E tutti si fidarono di Fata Igenina. E così, quando Mastro Vaccino si stava avvicinando sempre di più alla sua meta, parlò al telefono con Fata Igenina, la quale gli disse che tutti lo aspettavano con ansia. Arrivo, diceva lui. mi raccomando, tenete a bada quel brutto prepotente, così quando arriverò io, gli darò una bella lezione. Tutti iniziarono a comportarsi bene e capirono una cosa fondamentale. Il coronavirus era un nemico molto forte e prepotente, ma essere determinati, prudenti e responsabili era già un'ottima cura contro di lui. Ah, e un'altra cosa importante. Noi siamo tanti, lui è uno solo. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.